Quante opere veneziane e venete sono state trafugate nel corso degli ultimi secoli, magari come bottino di guerra, e quante potrebbero tornare nel loro luogo d'origine? La questione l'ha sollevata Venetinet, l'associazione che è riuscita a riportare a casa il busto in marmo del doge Giovanni II Corner per quasi 2 secoli fuori Venezia. Venetinet ha scritto al proposito anche al ministro della cultura Dario Franceschini. Dopo il crollo della Serenissima, un numero enorme d'opere d'arte ha lasciato Venezia e il Veneto, e non solo per l'estero. Il museo di Brera è stato fatto con le spoliazioni napoleoniche, la Francia ugualmente. Diciamo così, è diverso, per esempio, non so, il museo di Dresda, quello di Pietroburgo, quelli sono stati, diciamo, sono opere che sono state acquistate. Qualcosa comunque nel mondo sta cambiando. La cultura moderna è diversa rispetto a quella che portò alla fondazione dei grandi musei del primo Ottocento, con sale e corridoi stipati di statue e di quadri. Oggi viceversa si sta sviluppando una sensibilità che vuole l'opera d'arte nel contesto per il quale è stata concepita. È nel proprio contesto che ha un valore, è nel proprio contesto che deve essere fruita. E, per fare un esempio, l'Assunta del Tiziano, che ora è tornata ai Frari, ai primi 800 era stata presa e portata all'Accademia in una sala qualsiasi, però l'effetto era totalmente diverso. Venetinet ha chiesto tra l'altro al ministro Franceschini di valutare se non sia giunto il momento di istituire delle commissioni paritetiche tra l'Italia e per esempio la Francia, esercitare una sorta di pressione culturale, ancor più che politica o giuridica. Ormai non c'è una chiusura netta di molti musei a questo tipo di impostazione, e quindi credo che sia questa la strada, ecco, è una strada di cambio di sensibilità.